Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Sicilia nella morsa del caldo, a Palermo la spiaggia di Mondello presa d'assalto, c'è chi prova con bevande e brezza marina a fronteggiare la calura. L'AFA non dà tregua, mercoledì nuova impennata delle temperature. In Sicilia orientale la situazione è in parte mitigata dal corridoio naturale che si forma tra l'Etna e il mare. Attivo 24 ore su 24 il numero di telefono della Protezione Civile. Emergenza incendi, le linee guida del ministro Musumeci, arrivano 160 milioni per la messa in sicurezza dei piccoli comuni. Infrastrutture, digitale e fonti rinnovabili, i nuovi progetti annunciati a Catania dal ministro delle imprese Urso, disco verde per l'accordo con ST Microelectronics. Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa, nonostante i trasferimenti l'hotspot è stracolmo. A Tunisi si cerca intanto un accordo tra gli emissari europei. Fiorello in difesa della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Lo showman no alla chiusura. Anche il sindaco De Luca pronto a dare battaglia. Calcio, goleada del Palermo nel primo test precampionato, apre le danze Brunori, buona indicazione da Vasic e Insigne. E apriamo il nostro telegiornale con la pagina dedicata al caldo di queste ore. A Palermo oggi, città da bollino rosso, presa d'assalto la spiaggia di Mondello. C'è chi prova con le bevande, chi con la brezza marina, ma difendersi dal caldo non è facile. Sentiamo Marco Gullà. Una nuova ondata di caldo eccezionale causata dall'avanzamento dell'anticiclone africano. C'è anche Palermo oggi nelle città da bollino rosso, assieme a Catania e Messina, un caldo intenso e diffuso che secondo gli esperti si estenderà a buona parte della prossima settimana e che manterrà valori oltre la media anche nelle ore notturne. E in una giornata di grande caldo, quale può essere l'accorgimento migliore? Sicuramente andare a mare. Siamo stati quindi a Mondello, spiaggia da tutto esaurito. Cerchiamo di resistere al caldo, esatto. Tutto qua. A casa come fosse meglio stare fuori? Meglio fuori, perché a casa diciamo neanche col ventilatore uno riesce a risolvere i problemi del caldo. Per alcuni bagnanti la giornata oggi è meno calda di ieri. Oggi è una giornata meno calda rispetto alle altre giornate che ci sono state. Diciamo col mare, la doccia, anzi con l'aria di mare, bene o male c'è fresco, non si soffre il caldo. Come trascorrerà la giornata oggi tutto il giorno a mare? Sì, più o meno fino alle 6 e poi a casa. Tutto questo proprio caldo, anche se suona fresco, non si vede, non si sente pure. Trascorrerete la giornata oggi a mare? Sì, bravo. Poi chi, nonostante sia a pochi metri dal mare, preferisce fare altro. Oggi niente, perché io se vado a mare vado la mattina molto presto, avendo la fortuna di essere qui, diciamo, avendo questa possibilità lo posso fare, sono una delle fortunate. E quindi mare niente, una passeggiatina di mattina e poi un cibo leggero, anche gelati. I condizionatori accesi per il pomeriggio passeremo un po' così a rinfrescare la casa e niente, a rilassarci. Bibite e gelati per fronteggiare il caldo, ma non solo. La gente, gli italiani chiedono acqua, mentre gli stranieri aprono spritz già alle 10 del mattino. Quindi già sull'alcolico alle 10 del mattino. Alle 10 del mattino, specialmente i tedeschi, e ci sta perché sono in vacanza e quindi si godono la vacanza con un Aperol Spritz che poi non è super alcolico. Quindi è come se si bevessero forse un bicchiere di vino. Da domani l'ondata di caldo farà salire ulteriormente le temperature. In alcune zone dell'isola si sfioreranno anche i 45 gradi. E in Sicilia orientale il corridoio naturale che si forma tra l'Etna e il mare mitiga in qualche modo gli effetti della calura. Le temperature comunque si alzeranno ancora nei prossimi giorni, come avete anche sentito nel servizio precedente. Per mercoledì sono previsti più 7 gradi. Attivati i centri operativi della Protezione Civile con un numero attivo H24, ci dice tutto Natale Bruno. Nell'estate bollente che ci fa boccheggiare c'è un numero da ricordare, l'800 840 840. È il numero verde della Protezione Civile, serve per le emergenze, in questo momento per tutto ciò che ruota attorno al caldo. Qui siamo nella sede catanese e l'operatrice è letteralmente attaccata al telefono. Questa mattina sono state un paio le chiamate. Cosa vi chiedono?
ma chiedono per lo più come comportarsi, soprattutto le persone anziane o chi assiste loro, di dare acqua sufficientemente in modo tale che vengano reidratate. Oggi a mezzogiorno a Catania il termometro è fermo sui 34 gradi centigradi. Qual è la situazione meteorologica? Più mitigata la temperatura rispetto a quello che erano le previsioni di carattere nazionale. Con la nostra mitigazione fa parte anche di questa doppia situazione in cui siamo all'interno tra la montagna e il mare. Però mercoledì prossimo abbiamo una parte di queste temperature che provengono dalla parte sahariana, di conseguenza ecco il perché dobbiamo organizzarci seriamente. Più 7 rispetto ad oggi, questo è quello che sono le previsioni ad oggi. Le raccomandazioni in questo caso per anziani e sofferenti sono sempre le stesse: evitare sbalzi di temperatura. Altri consigli anche sull'abbigliamento, per esempio, non mettere cose sintetiche, utilizzare cotone o lino o quant'altro possa rinfrescare. Negli ambienti, ovviamente, laddove c'è la possibilità, utilizzare ventilatori, condizionatori, ma queste sono già cose che comunque sappiamo, però è bene anche ogni tanto ricordarle. Oltre al numero verde è possibile chiedere aiuto ai consigli alla Protezione Civile di Catania grazie allo 095 48 00 00. E come sappiamo, argomento legato purtroppo al grande caldo e anche la piaga degli incendi. Abbiamo sentito il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci che ha annunciato finanziamenti per la sicurezza del territorio. Angelo Gaiano. La tempesta di calore africano sta già investendo il Mediterraneo e la Sicilia e con l'arrivo del grande caldo cresce anche l'allarme incendi. Per il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci la parola chiave è prevenzione. Fortuna ancora in questa estate non abbiamo registrato situazioni allarmanti. Tutto dipende non solo dal buon Dio ma anche dalla capacità nostra di saperci attrezzare. La prevenzione, quella non strutturale e quella strutturale, le accortezze, il buonsenso, la prudenza sono elementi essenziali per non certo evitare le sciagure, ma per mitigarne gli effetti, per ridurre il rischio, perché il rischio zero non esiste. Il ministro Musumeci annuncia poi finanziamenti per la messa in sicurezza dei territori dei piccoli comuni. Abbiamo già ieri presentato il bando per dare 160 milioni ai piccoli comuni che vorranno presentare progetti, speriamo, contro il dissesto idrogeologico o per il consolidamento delle infrastrutture in termini antisismici. Oggi la priorità si chiama sicurezza del territorio, che è un diritto alla vita prima di ogni altro ragionamento. E i vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo tra Partinico, Monreale e Termini Imerese. Divorati ettari di macchia mediterranea, a Marsala invece si è sviluppata una enorme colonna di fumo visibile fino ad una decina di chilometri di distanza a bruciare vecchi pneumatici e materiale plastico depositati in diverse cave di tufo. Alcune famiglie sono state costrette a lasciare le abitazioni. E voltiamo pagina. Il ministro delle imprese del mare e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito a Catania il ruolo chiave che la Sicilia potrà avere nello sviluppo dell'Europa verso il sud. Ha autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics. Marco Carli. Il ruolo chiave della parte meridionale dell'Europa è dunque dell'Italia e della Sicilia. Ne ha parlato a Catania il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Si parte dal piano Mattei, che rappresenta un ponte fra il nostro continente e l'Africa. Sia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, il gas e in futuro anche l'idrogeno verde, che servirà a noi, ma attraverso di noi anche all'intera Europa, perché i gasdotti e i gassificatori faranno dell'Italia l'hub del gas europeo. La connessione fra l'Italia e dunque fra la Sicilia e l'Africa passa dal digitale. Urso intanto ha autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics, previsti 18 milioni di investimenti per nuovi strumenti informatici. In questi giorni abbiamo firmato un accordo di innovazione per sviluppare qui una particolare tecnologia informatica per le smart city, ma altri ne seguiranno e io ritengo che nei prossimi anni la Sicilia possa diventare il polo di sviluppo
principale in Italia e tra i primi in Europa per quanto riguarda l'economia digitale e l'economia green. Il ponte di Messina, ribadisce Urso, è la possibilità in più legata a questo sviluppo verso sud per mantenere nella nostra isola i giovani più validi, insieme al ruolo che l'Italia reciterà nel 2024. Il prossimo anno presiederemo il G7 per tutto il 2024 e quindi i grandi eventi del mondo si svolgeranno in Italia. E in questo contesto, e non a caso, l'abbiamo identificato anche con la costruzione del ponte di Messina, la Sicilia è centrale in questo sviluppo perché il Mediterraneo è tornato centrale, perché il piano Mattei fa del Mediterraneo il ponte naturale e quindi dell'Italia e della Sicilia tra l'Europa che deve svilupparsi, che può svilupparsi solo al sud, e appunto l'Africa, che è il continente che sta qua davanti. Un uomo di 56 anni, Giovanni Biondo di Santa Ninfa, è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Trapanese. L'uomo stava arando la terra a bordo del proprio trattore quando è rimasto schiacciato sotto il mezzo meccanico. E parliamo dei migranti. Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. Nel pomeriggio di oggi altri 600 migranti sono stati soccorsi dalle navi Geo Barents e dalla motovedetta Frontex e della Guardia di Finanza. Nonostante i trasferimenti per Porto Empedocle e Trapani, il centro di prima accoglienza rimane comunque stracolmo, mentre gli emissari europei sono in Tunisia alla ricerca di accordi bilaterali. Sentiamo Mario Viola. È sempre più critica la situazione degli arrivi e dell'accoglienza sull'isola, presa d'assalto ogni volta che il bel tempo e il mare calmo lo consentono. Lampedusa è e resta la porta d'Europa, nonostante a fronteggiare l'emergenza sia soprattutto l'Italia, sia pure con il supporto del sistema Frontex, ma con qualche crescente tensione con le navi delle ONG che solcano il mar Mediterraneo. Tutto questo succede proprio mentre emissari europei sono in Tunisia alla ricerca di un accordo con uno dei principali paesi di partenza dei barconi della Speranza. L'accordo che si cerca è di natura politica, ma anche di natura economica. Come l'Italia ha fatto in passato con la Libia, con alterne fortune, adesso è l'Europa che cerca patti che si traducano in aiuti economici e in termini di mezzi a fronte del contrasto all'immigrazione illegale attraverso la nascita di protocolli condivisi per una emigrazione legale e ordinata da quei paesi. Sullo sfondo di tutto c'è un'isola, quella di Lampedusa, accogliente per cultura e tradizione, ma che vive di turismo e che vede messa spesso a rischio la sua immagine. Per questo un imprenditore palermitano residente a Roma, Ciccio Gramasi, per giorni ha messo in atto uno sciopero della fame sulla piccola disabitata isola di Lampione per sensibilizzare l'opinione pubblica. È stato poi recuperato dalla Capitaneria di Porto. Lampedusa non risente dell'immigrazione, dice, e resta una meta bellissima per il turismo, senza mezzi termini, lo dice a tutta Italia e a tutta Europa. E il commissario per l'emergenza migranti Valerio Valenti, in merito all'aumento del numero degli sbarchi sulle coste italiane di questi ultimi giorni, ha detto che si sta lavorando a nuove aree esclusivamente temporanee e appositamente dedicate in Sicilia e Calabria per poter sopportare il significativo aumento del carico di arrivi con la creazione o l'implementazione di punti di crisi, ovvero aree di primissima accoglienza, come abbiamo fatto a Lampedusa. Il commissario ha anche detto che i territori sono sì sotto stress, ma il sistema complessivamente sta tenendo. E i vigili del fuoco hanno ritrovato, grazie all'uso di droni e all'intervento dei cani, il corpo senza vita di Luigi Firenze, 81 anni, scomparso una settimana fa nel territorio di Cinisi, in provincia di Palermo. Il cadavere si trovava in una zona di campagna particolarmente impervia. Nella zona era parcheggiata l'auto dell'anziano con un sacchetto contenente delle lumache raccolte in campagna. Adesso c'è la pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, ci spostiamo a Taormina, dove il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica da qualche tempo appare incerto e a sostegno della struttura di eccellenza si stanno schierando in tanti. L'ultimo è stato Rosario Fiorello, lo showman in questi giorni ha visitato la struttura, ce ne parla Francesco Triolo. Ho visto mamma, ho visto papà contenti nonostante insomma, la loro vicissitudine con i loro bimbi e quindi vedere i genitori sereni di sapere che i loro figli sono in buone mani è una cosa bellissima.
Qualche mese fa era intervenuto dai microfoni di Viva Rai 2 per denunciare il rischio di smantellamento della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Rosario Fiorello, in questi giorni in vacanza proprio tra La Perla e le Togliani, non ha perso l'occasione per rilanciare l'allarme sul futuro del centro di eccellenza taorminese. Lo ha fatto via social, ma anche andando personalmente a visitare la struttura che da un decennio in convenzione con il Bambin Gesù di Roma è diventato un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria. Accompagnato dal primario Sascia Cati ha fatto il giro dei reparti, parlato con i bambini, con i parenti e con i medici. Fiorello ha ascoltato le loro storie, ha raccontato l'umanità che si respira nei reparti del San Vincenzo, non solo di cardiochirurgia pediatrica ma anche del pronto soccorso, l'unico della zona ionica, e della rianimazione. Questo centro deve rimanere qua, così sarà, noi lotteremo per questo affinché non cambi nulla di quello che c'è in questo posto veramente professionalmente altissimo, veramente. Il futuro del San Vincenzo di Taormina è al centro del dibattito anche politico. La convenzione con il Bambin Gesù è stata allungata con una proroga tecnica sino al 31 gennaio 2024, ma la presenza adesso di quella al Civico di Palermo ne mette a rischio l'esistenza, perché nell'isola non possono coesistere le due strutture di eccellenza, a meno che il Ministero non le autorizzi, utilizzando il bacino di utenza della Calabria, ma occorre verificare se il Presidente Occhiuto darà il suo benestare. A Taormina intanto anche il sindaco Cateno De Luca è pronto a dare battaglia, ha già avviato un'analisi sul progressivo depotenziamento del presidio ospedaliero che negli ultimi 10 anni ha subito la chiusura di molti reparti, ed è pronto anche ad iniziative clamorose se il centro di cardiochirurgia pediatrica dovesse essere chiuso. Prendiamo atto della nota del sindacato riguardante l'attuale situazione dei giornalisti del quotidiano La Sicilia e il loro sciopero nella giornata di sabato a causa dei ritardi nel pagamento degli stipendi di maggio e giugno. Lo afferma in una nota la Domenico Sanfilippo Editore, società per azioni, sottolineando che l'attuale situazione finanziaria dovuta alla continua crisi dell'editoria impone a tutto il settore e quindi anche alla DSE di operare necessari cambiamenti affinché si possano mantenere tutti gli impegni presi con i lavoratori. Riteniamo fondamentale, aggiunge la Domenico Sanfilippo Editore, proseguire sulla strada del dialogo fra le parti al fine di discutere in modo concreto e approfondito della situazione attuale e delle prospettive future, tenendo presente che non è più sostenibile il peso di ulteriori pesanti risultati economici negativi ai quali la società che edita La Sicilia ha sempre fatto fronte apportando i capitali necessari. Un confronto costruttivo è indispensabile per trovare soluzioni reali e durature a questa avvertenza, evitando altri ritardi e assicurare la qualità e l'integrità dell'informazione che il quotidiano La Sicilia offre da sempre ai suoi lettori. Inoltre, prosegue la nota, sottolineiamo la nostra massima attenzione all'importanza di sviluppare un nuovo piano editoriale ancora più moderno, in linea con le esigenze dei nostri lettori, che discenda da un chiaro piano industriale che delinei progetti concreti e assegni risorse sufficienti e sostenibili per il futuro della testata. Questo permetterà di rassicurare i giornalisti, i poligrafici e i collaboratori, il cui lavoro è prezioso, sulle prospettive della loro occupazione e del loro impegno, garantendo una presenza stabile e sostenibile del giornale. La Domenico Sanfilippo Editore ringrazia i vertici sindacali che, osserva la società, ci hanno dimostrato la volontà di incontrarsi, a partecipare al confronto con l'obiettivo di raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte, e siamo pienamente disponibili a organizzare un incontro per discutere di questa importante questione e trovare soluzioni concrete. La libertà di stampa e il lavoro dei giornalisti, finisce la nota della Domenico Sanfilippo Editore, sono fondamentali per una società democratica e crediamo nell'impegno di Assostampa a tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità dell'informazione giornalistica. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare di sport. Ed eccoci rientrati dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio, segnali incoraggianti per il Palermo, 12 gol in amichevole nel primo test stagionale, molto bene Vasic, Brunori e Insigne. Sul mercato per il ruolo di terzino sinistro c'è l'idea Frabotta. Marco Gullà.
Ovvio che il test è poco attendibile per la valenza dell'avversario. Una vittoria però con tanti gol alla prima amichevole è sempre un buon modo per iniziare la stagione. Il Palermo ha messo in campo quello che ha preparato durante la settimana di ritiro a Ronzone e i segnali sono incoraggianti. 12 gol alla Bassa Anaunia che milita nel campionato di promozione. I rosa hanno segnato 12 gol, alcuni dei quali molto belli perché arrivati dopo combinazioni studiate in allenamento o per giocate individuali. Sugli scudi Vasic, autore di una tripletta, ma ha regalato spettacolo anche Insigne. Il primo gol dei siciliani non poteva che portare la firma di Matteo Brunori. Eugenio Corini nel primo tempo ha provato il 4-3-3, quello che dovrebbe essere il modulo di riferimento per la prossima stagione. Nella ripresa invece spazio a un 4-4-2 ibrido, in rete anche Mancuso, duttile ed efficace Pietro Ceccaroni. Il mister sta provando varie cose, vari moduli, vari metodi di impostazioni. Non ho una preferenza, mi piace sia giocare a 4 che a 3. Sì, il terzino l'ho fatto l'anno soprattutto in B con Dionisi a Venezia. Mi sono trovato bene, magari ho diverse caratteristiche rispetto ad Aurelio che c'è in questo momento. Sono un giocatore un po' più difensivo, però dove il mister deciderà, se deciderà di schierarmi, io sono a disposizione. Ma sulla sinistra l'ultima idea porta a Frabotta, esterno di proprietà della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato nel Frosinone. Il Palermo ci prova, rimangono sullo sfondo le piste che portano a Dichiara, Beruatto, Corrado e Martello. E il Catania SSD ha vinto il derby col Catania Beach Soccer alla fine della tappa etnea del massimo campionato di calcio sulla sabbia. Anche Ross Pelligra ha assistito al match. Ce ne parla Marco Carli. Conclusi i 10 giorni di spettacolo dedicato al beach soccer alla playa di Catania. All'arena era presente anche il presidente del Catania Ross Pelligra, appena arrivato in città. Ha assistito al successo dei suoi nel derby con il Catania Beach Soccer. Le immagini sono quelle dei festeggiamenti post partita con Pelligra, giocatori, staff e il general manager di Benedetto. Le squadre sono reduci dalla gara contro il Viareggio, persa in modo beffardo dai ragazzi di Santos, vinta in rimonta dal team di Giuffrida. Il derby prende una piega chiara fin dal primo minuto. Il Catania SSD ha dimostrato di non aver nessun timore reverenziale con la squadra più titolata d'Italia, l'unica sempre nel circuito ufficiale dal 2004. Mattatore della sfida un ex, il brasiliano Eudin, che ha marchiato a fuoco il match con 3 gol. Ora è capocannoniere della Serie A con 13 centri. È proprio il giocatore carioca che piega le mani di Rafael Padilla a 58 secondi sul cronometro e il raddoppio porta la firma di Vilella che spinge in porta la palla calciata sulla traversa da Ott al terzo. La squadra in maglia bianca si porta sul 3-0. De Fazio batte ancora Rafael dopo la palla persa da Palazzolo. Un avvio fulminante che inevitabilmente indirizza la partita, perché se al quarto il Catania Beach Soccer accorcia le distanze con Giordani in acrobazia, prima della fine del tempo è Otta a ristabilire le distanze. Il resto della gara conferma il trend con ancora Eudin protagonista insieme allo spagnolo Luis Enrique, autore di una doppietta. Finisce 9-3, etappa etnea che sorride alla società che fa capo al presidente Pelligra, 9 punti in classifica e 2 vittorie su 3 gare, un successo invece per il Catania Beach Soccer che ha da recuperare ancora la gara contro il Pisa. Si tornerà a giocare subito da giovedì a Cirò Marina, altre partite in vista della Final 8 di Viareggio che assegnerà il titolo. È tutto, il telegiornale finisce qui, vi auguro un buon proseguimento di serata.